che veglia vicino con infinito amor. Mamma tu sei, mamma sarai, sempre così canterò. Sogni d'oro, mio piccino, nel tuo piccolo lettino, sogni d'oro, sogni d'oro. Nel sognar troverai tante cose che non hai, sogni d'oro, sogni d'oro. Mentre dormi il buon Signore pregherà che vegli su di te. Della mia vita, la vita sei tu di più, di più. Piano pian crescerai ed un giorno te ne andrai, sogni d'oro, sogni d'oro. Sola allora resterà, ma per te più ancor vivrà, sogni d'oro, sogni d'oro. Mentre dormi il buon Signore pregherà che vegli su di te. Della mia vita, la vita sei tu di più, di più. Piano pian crescerai ed un giorno te ne andrai, sogni d'oro, sogni d'oro. Solo allora resterà, ma per te più ancor vivrà, sogni d'oro, sogni d'oro. Sogni d'oro, sogni d'oro. Solo allora resterà, ma per te più ancor vivrà, sogni d'oro, sogni d'oro, sogni d'oro, sogni d'oro. Sì, a Novi Ligure. Nel coro della parrocchietta, mi viene a dire, perché Alberto Sordi mi faceva tanto ridere quando faceva così. Sì. Sì, io cantavo nel coro e cantavo anche nelle chiese con le spose, perché cantavo, non so, l'Ave Maria, cantavo... adesso Quindi tu non mi sapevano vengono che i tu, titoli, sono un po' tu sapevi esagerati. che Quindi avevi una bella sapevano voce, che insomma. io cantavo e qualcuno mi ha iscritto al concorso. E quando ti sei vista veramente. arrivare la cosa di convocazione, cosa hai fatto? Sì, una cosa stranissima e difatti ci ho pensato molto prima di partire per le prime eliminatorie a Torino. Sì. E poi insomma ho deciso evidentemente Torino, Milano, poi Roma. E tu fosti però praticamente la vincitrice morale del festival, giusto? Perché Sì. mi sembra che addirittura adesso i giornali, pensate, avevano già fatto quasi i titoli dicendo che tu avevi vinto, no? Verissimo. Perché tu avevi Sì. questa canzone che piaceva moltissimo. Sì, e poi io a questo proposito dovrei dire due parole, perché Sì. io effettivamente, e vorrei Vieni, anche sì. alzarmi, vorrei poter salutare. Vediamo però, ecco, facciamo se una si cosa, riesce. cosa si può fare? Prendiamo un microfono a mano, l'avete? Intanto Sì. cominciamo, scusa, dimmi soltanto, questa cosa tu la sapevi che tutti dicevano che tu avresti vinto, che Amami se vuoi sarebbe stata la canzone vincitrice, ma perché c'era un po' il personaggio, quindi
e quindi avevo il maestro Razzi Grazie, Giustino. Un attorno. secondo, Grazie. parla pure, tanto io Sì. ti stacco un attimo questo, di Sì, pure. sì. Allora dicevi? Io avevo il maestro Razzi che mi confortava, Sì. avevo tutti i giornalisti che mi pregavano per cortesia di non fare storie perché loro avevano già scritto il pezzo, quindi si dovevo assolutamente insomma, cercare di stare in piedi e di cantare, comunque sia. Però Ecco, voi non perché potevate scegliere le canzoni, eh? No, noi non potevamo scegliere le canzoni. Sì, certo, eravamo proprio le ultime arrivate, poi allora era proprio così. Io però volevo aggiungere insomma, che ho avuto un grosso successo. Un grosso successo che ancora oggi io difatti non me lo spiego, però ancora oggi io ho tanta gente che mi scrive che mi vuole bene, perché io ero la cantante delle persone semplici. Vorrei iniziare con una cosa, vorrei iniziare salutando Ettore, colui che ti ha accompagnato, colui il tuo che mi ha maestro. accompagnato. Ciao Ettore. Grazie. Lui mi ha accompagnato nelle mie prime serate, Sì? serate che facevamo di nascosto. Perché noi eravamo cantanti della RAI, quindi non potevamo Fare canzoni, sì, cantare fuori. cantare insomma. fuori. Però onestamente la nostra paga di allora era di 105.000 lire al mese. Poco più di un impiegato praticamente. No, mi ricordo che comunque si viveva, ma nulla più, non ci usciva neanche un cinemino, non so, una borsetta, qualcosa. Quindi dovevamo per forza straforare e andare a cantare di nascosto, anche se eravamo sorvegliati da un maresciallo in pensione, mi ricordo bene. Addirittura? Sì. Giura? Sì. Questa cosa? Quindi, sì, verissimo. Eravamo terrorizzati come un po' tutti, immagino. E Righello ti Comunque, aiutava? no, in Righello queste era cose? complice, ovviamente. Che Righello, belle robe. Complice, va bene. Però volevo dire, a proposito di questa gente che ancora oggi mi scrive, sì. io non rispondo perché non so, ma ho da fare. Comunque ringrazio tutti di vero cuore. Sì, perché mi ricordano con tanto affetto. Volevo anche aggiungere che proprio, non so, oggi, domani, forse fra qualche giorno, uscirà un compact della Cetra. Questo qui, guardatelo, questo, i successi di Torino Torielli. Successi alcuni. E poi in seguito e perché tutti mi chiedono delle cose, io non ho nulla. Fortunatamente ho degli ammiratori così affezionati che mi hanno mandato un sacco di cose. Tonina, scusa, ma perché Sì. non hai più voluto cantare? Non vuoi cantare anche qui oggi? Per esempio, no, Sì, vengo ma non canto. hai ragione. Dovrei allenarmi un pochino, perché proprio non facendolo più ho le corde Sì che rigide. è sposata a un musicista maschio, Sì, è vero. no? È un batterista. Ma non solo, Quindi io sai cosa fa ho... Righello? Mi fa Sì. questo segno, dice Dice che sì. troppo... No, troppo no, un pochino sì. E poi volevo dire Barbantella. che... sì. No, volevo dire che sono 2 anni che lo devo fare, però lo farò, farò un altro compact, un compact diciamo, con delle canzoni mie che sceglierò io, perché ho tante cose belle, di un certo gusto e canzoni vecchie che ancora sono richieste. Allora, bravissima Tonina, allora sai cosa facciamo? Visto che tu non te la senti di cantare qui, noi comunque ti dedichiamo la canzone con cui tu sei arrivata seconda al Festival di Sanremo, Mai ti scorderai di me. Baciami ancora, io non ho che te. Mai non amerò di più. Nel mio cuore ci sei tu, solo tu. Guardami negli occhi e credi
con tutta l'anima. Mai, mai ti scorderai di me, è un amore che non muore, il mio amore per te. Se il cuore può sbagliare, per una volta devi perdonare. Son povere, lo so, queste parole, ma t'amo come posso amare il sole. Due cuori e solo un'anima, noi siamo nell'amore. Ma se t'ho fatto piangere, scusami, scusami ancora, è stata una vertigine, un falso batticuore. Se mi ha sconvolta un attimo, scusami, scusami ancora. Parlami, non tacere, ma parlami. Vivo di te e non amo che te. Amore mio, non piangere, ma stringimi sul cuore e ti dirò baciandoti, scusami, scusami ancora. È stata una vertigine, un falso batticuore. Se mi ha sconvolta un attimo, scusami, scusami ancora. Parlami, non tacere, ma parlami. Vivo di te e non amo che te. Amore mio, non piangere, ma stringimi sul cuore e ti dirò baciandoti, scusami, scusami ancora, scusami, scusami ancora. Tonina Torrielli, ben arrivata. Come va? Bene,
Bene, bene, al microfono, come va? Ah sì, va benissimo. Benissimo, mi sono trovata benissimo con te, grazie. Grazie. Esatto. Allora, da quanto tempo non saliva di nuovo sul palcoscenico a cantare con l'orchestra? Sì, da 40 anni. Quindi per me è stata un'emozione fortissima. Ma sai cosa ti devo dire? Ed è arrivata questa emozione. Cosa ti devo ti dire? ringraziamo. Lo sai cosa ti devo dire? Che io 50 anni fa, giovane, e quando ho cantato l'Eder a Sanremo non mi sentivo in sintonia con le parole, perché allora 50 anni fa, no? Cantare, avvinta come l'Edera, ma per favore, io non mi sentivo avvinta nessuno, capisci? Eri libera. Ero libera. Adesso magari... Adesso va bene, allora approfittiamo anche per salutare Nilla Pizzi con grande affetto e poi tanti altri successi perché hai cantato anche Tua, no? Gli anni dopo con Giulia De Palma. Tua, un altro grande successo. Tua sulla bocca tua, per sempre tua, solamente tua, voglio sempre. Tonina Teorrielli, grazie. Grazie. Facciamo un aggiornamento della sfida. Non senti questa melodia che canta in ogni casa, ci sfiora, passa e va. Non senti quanta poesia nei versi d'un poema che mai si scriverà. È la più bella cosa che esiste al mondo, un amore che nasce nel cuore, comincia a cantare e come una musica s'accarezza. È la più dolce cosa che esiste al mondo, quell'istante che viver vuoi tu, una volta e mai più. Tu sei accanto a me e quasi posso udire ad uno i battiti del cuore e mi confido a te coi sogni d'ogni dì, meraviglioso è vivere così. È la più grande cosa che esiste al mondo, un amore che nasce nel cuore e per sempre la porta aprirà alla felicità. Camminando provo un senso di sgomento, forse al nostro appuntamento non verrà, troppo tempo già, dopo il dì passò. Il bosco innanzi
sola canzone d'amore. Il vento parla ai pini che si fan baciar dal sole e cantano vicini gli usignoli nel lieto cuore. Ma invano al dolce richiamo aspetterò chi non verrà, soltanto l'eco risponderà. Il vento innamorato, primavera torna ancora, da me non è tornato il mio primo, il mio solo amore. Ma alla fine al dolce richiamo chi mi gridò son qui da te è ritornato, vuol bene a me. Nel bosco innamorato sei tornato, amore tuo, ti tengo qui abbracciato, non mi devi lasciar mai più, amor, non mi lasciar mai più. Caminito mai più. Tonina Torielli, bentornata Tonina. Grazie. Ma come stai bene tra l'altro? Devo dire che stai benissimo. È vero? Ha mantenuto, dimmi. Caminito io non l'ho mai cantata. È la prima volta che canti È la prima Caminito? volta che canto Ma le cantate tutte, Però Andalusia, siete tutte queste? Sì, certo. Però l'ho ballata. Hai ballato Caminito? Con L'ho chi? ballata, Con tuo marito? no, sì. Sai, mi ricordo perché di questa canzone perché ho indossato le prime calze di seta che scendevano sempre un po', perché non avevano ancora inventato i collanti. Ma E giura! sai, e allora suonavano un trittico di canzoni incredibili, cioè Caminito, Pino Solitario e Eulalia Torricelli da Forlì. Queste erano le canzoni di allora. Senti, Ho delle cose perché da dire che comunque a Puoi te, dirle? perché tu sei una persona così amata dalla gente. Insomma, io ho ricevuto dei fax in negozio e con delle poesie che adesso io poi ti consegnerò. Sì, e va tu, bene. insomma, è un prezzo che devi pagare per una persona tanto amata come Paolo. bella, grazie. Senti, posso chiederti una cosa? Sì? Ma tu lo sai che hai un record? Sai di avere un record? Io no. Allora, lei ha un record. Pensate che è l'unico bis della storia del Festival di Sanremo. Quando fece Amami se vuoi, piacque talmente tanto la canzone che i bis non smettevano mai, glielo fecero fare e lei ha fatto il bis. Devo dire che è molto bello È questo. molto bello, ma forse anche perché sai, era il personaggio mio di allora, sai, la ragazza semplice, insomma io ho tutta una storia che è Certo, lunga da certo. raccontare, che non racconteremo.
però è il personaggio, senz'altro. Sai cosa potremmo fare? Se tu vieni, sei invitata fin da adesso e ripercorriamo un pochino la tua carriera. Non sarebbe niente affatto male poter rivedere tutti questi momenti veramente gloriosi che hai avuto. La facciamo? Io sai che io vengo qui a cantare, grazie, perché me lo chiede Paolo Limiti, perché a Paolo Limiti non si può dire di no. No, ma è vero, perché io non canto e insomma sono sempre un po' in salita, questo è vero. Quando mi presento, sai, c'è sempre una certa emozione perché io non canto mai, non canto più da tanti anni. No, bene, grazie, adesso è venuta con noi. Grazie. Tonino Torielli. Grazie. Allora, per poterla votare, Caminito. Mi piace tanto accarezzarti, sugli occhi timidi baciarti, ma non mi sento di giurarti se tu mi chiedi eterno amore. Abbandoniamoci al destino, soltanto lui non sa ingannare, e se rimango a te vicino non lusingarti, ma non disperare, no. Amami se vuoi, tienimi se puoi, io son l'amor che svanisce, ma dei baci miei io non fidarti mai, io son l'amor che ferisce, e quando fra le braccia mi stringi dolcemente, ancor più dolcemente ti dirò: se vuoi, tienimi se vuoi, perché io sono così. Ma dei baci miei io non fidarti mai, io son l'amor che ferisce, e quando fra le braccia mi stringi dolcemente, ancor più dolcemente ti dirò: amami se vuoi, oh, tienimi se vuoi, perché io sono Vissi d'arte. Vissi d'arte? Sì, perché anche lei faceva lirica. Guarda, sai cosa ti salva? Infatti io nel compact che farò dopo, non so, ho il sogno di Liszt, o l'Ave Maria di Schubert, cioè quelli pezzi, e poi altre cose. Li metterai? Vorrò mettere, sì. Magnifico. Magnifico. Senti, ti salvi soltanto, perché tu l'avrei fatto accennare almeno, ma c'è il telegiornale che sta bussando alla porta, ci vediamo dopo, se no avresti cantato adesso. Ti ha salvato lui. Adesso vi faccio vedere una bella cosa di quel festival. Guardate un po' queste due persone, anzi facciamo una cosa, se riuscissi a metterla qui è perfetta, sono loro due. Li vedete? Sulla copertina li hanno messi insieme. Ma come fai? Era bellissima, era una cosa che mi colpiva molto questa cosa. Come fai? A tenere tutte queste cose. Le studi la È la passione, è la passione. Ieri guardavo, dico, fammi vedere un po' il festival, il debutto di Gloria, e infatti lo guardo e mi piaceva moltissimo. A parte che Gloria sei uno splendore, sembri una ragazzina, giuro. È una roba.
allarga il cuore vederti, poi parleremo con te. Adesso però io volevo andare un attimo da Tonina Torielli perché ho un'altra copertina che vi faccio vedere. Ed ecco qui, il dramma di Tonina a Sanremo. Davvero? Eccolo qui. Qui c'è un dramma, adesso Un me lo devi dramma. spiegare però perché Sì. non riesco Adesso- a capire bene che cosa ti stanno Dunque, prima dando devo qualcosa da capire- bere. Ah sì, devo capire che tipo di dramma, perché Dunque, magari era un po' di dramma- dramma c'era sempre, No, si era capisce. un dramma perché quell'anno Sì. il festival aveva 2 edizioni, giusto? Aveva un'edizione grande, Sì. poi dopo, al quarto, poi dopo, o dopo, comunque, diciamo alla quarta giornata, Sì. avevate avuto le canzoni che non erano legate a delle case editrici, ma erano mandate da persone indipendenti che non avevano contratti particolari con delle edizioni musicali. E quindi avete fatto una dove avete avevate cantato Turisteggiando per le Dolomiti, come si chiamava? La cremagliera delle Dolomiti. Ecco, quindi vedi, avevate queste canzoncine qui che era una quarta serata. E a questa quarta serata pare che tu, Sì. dice che ti sia sentita male. Allora hai abbandonato il microfono e stavi andando fuori, poi invece Nunzio Filogamo ti ha ritirato dentro e tu con le lacrime agli occhi hai finito la canzone. Poi però, infatti, guarda, apro, ho visto il dramma. Sai, il dramma continua. Il dramma No, continua sono- perché poi ti hanno operato, dice, alla gola nei giorni successivi. No, ma sono fantasie. scusa. Erano tutte bugie. Sì, beh, Ma- sono un po' fantasie, non sono mai stata operata alla gola, senti. Capito? No, Allora va bene, facevano... io credevo che fosse questa cosa qui vero. erano andate avanti per 2 o 3 settimane. Ma sai, allora io penso c'era un po' la mania, no, da parte dei Sì. giornalisti di inventare qualche cosa, Sì. peraltro cose abbastanza innocenti, Sì. per fortuna. Quindi questo dramma in realtà non è per resistito? poter scrivere, fare Quindi una questo dramma copertina. non c'era? No, io credo di no. Beh, Ho loro capito. adesso non ricordo più, però il dramma non c'è stato. Senti una ovvio, cosa, tu questo lo eri ricordo. come Gloria, praticamente era il secondo anno, ma insomma eri ancora molto Sì, giovane, molto sì, inesperta certo. dell'ambiente, no? E ero avevi quest'aria... lo scendiletto di tutti, voglio dire, ero proprio l'ultima. Davvero? Sì, sì, io Perché mi non hai un sentivo- carattere combattivo? No, in effetti io ho un carattere combattivo, però in quell'ambiente non lo so, sono stata collega della Boni in orchestra con loro, con Angelini, ma io ero sempre da parte, loro insomma, una forma di rispetto forse. Ho capito, per un po' gli di altri, timidezza. un po' di timidezza e di rispetto per gli altri che arrivati prima di me con grande successo, quindi io aspettavo. Però sotto sotto, secondo me, dimmi. No, volevo dire, non ho mai voluto invadere il campo degli altri e io credo insomma di averlo Ma- dimostrato anche con i miei... Non C'era ho una mai rivalità- voluto disturbare più di tanto. Io C'era una dico. rivalità con la Pizzi che si No, vagheggiava? No, eravate amiche? no, Qui sì. dietro qualcuno fa di sì Sì, con la eravamo, testa. di sì con la testa, no, eravamo amiche, voglio dire, come si è amici nel mondo dello spettacolo. Voglio Con dire, tanta umanità da tutti gli con artigli. tanta umanità, però ci si incontra, ci si vede, uno va... No, non ho raccolto l'ultima frase. No, ci si incontra, ci si saluta, però ognuno aveva i propri impegni, ciao e finito lì. Cattiverie e rivalità da parte mia assolutamente Non ce n'erano. e non penso neanche dagli altri. Senti, una cosa che mi divertiva Sono molto, carina, però, però. molto. Sei dolcissima, devo dire che sei molto, molto elegante, Tonina, non niente da dire, sei proprio bravina. Una cosa ti devo aggiungere, che mi sembra molto giusta, che sotto il tuo temperamento è curioso, anche con Vilma De Angelis abbiamo riscontrato questo, che sotto questo temperamento dolce, però tu avevi molto fuoco, avevi molta passionalità che non si vede, no? Non hai un aspetto... invece ti sei buttata molto spesso su canzoni passionali, no? È un lato del tuo carattere evidentemente questo. Sì, voglio dire, cioè io non mi sono mai tirata indietro, era forse anche una forma di inesperienza e di incoscienza, Sì. secondo me. Anche, non so, tutto l'inizio proprio della mia carriera è stata, insomma, trovarmi, hai capito, l'ho detto ieri, di punti in bianco, celebre. E poi è andare comunque, perché gli impegni erano quelli, dovevo tenere fede ai miei impegni e insomma mi sono trovata con un briciolo di incoscienza in più, però io andavo. Però eri basta, dovevo appassionata. andare. E pazienza, Sotto pagavo eri di persona. in amore come sei? Tu che hai cantato sempre d'amore. In amore come sei? In amore Sì. sono ardente. Sei tutta a fuoco, vero? Tutta a fuoco, Sai certo. perché l'ho E scoperto. difatti, vedi, ho sposato e ancora è legato a me come l'edera. E bene ci sta, io credo. Ho capito, maschio. Certo. Nel cielo il cantico dell'aurora va nel nulla,
sfiorando l'immensità, è splendido nell'alba immobile, baciando il mare, il sole canta il cielo e va l'eterno suo canzone ad annunciare al mondo intero che l'infinito è amor, canta il mare e all'onda sembra mormorare, dovunque andrai ripete ognuno che l'universo è amore, ogni dì si rinnova il miracolo. Vedo il cielo invito d'amore, canta il cuore e non è vano il suo cantare, perché c'è sempre un altro cuore che gli risponde amore. Va nel cielo il cantico della sera, ogni stella è specchio all'eternità, un brivido va nel crepuscolo e bianca all'or la luna canta il cielo e va l'eterno suo canzone ad annunciare al mondo intero che l'infinito è amor, canta il mare e all'onda sembra mormorare, dovunque andrai ripete ognuno che l'universo è amore, ogni dì si rinnova il miracolo. Vedo il cielo invito d'amore, canta il cuore e non è vano il suo cantare, perché c'è sempre un altro cuore che gli risponde cantare, per cui sceglieremo. Però l'idea di avervi tutte e due insieme. Ma adesso Perché? Non stiamo bene? state benissimo. Adesso però a distanza di tanti anni, ditemi la verità. Una volta, almeno una volta, giù la maschera nella vita. Giù la maschera. Ma voi siete state veramente rivali Ma non forti è quando vero. cantavate? Tonina, Ma lei è diglielo diplomatica. tu, a te Tonina, crede. parla tu che sei No, quella a più te diretta. crede, a me no, parla tu perché dai, ecco. lui ti credi. Non sono stata sua rivale. Mai, E lei? nemmeno io. Però Però? Aspetta un momento. Che nel mondo dello spettacolo ci sono colleghi. vi riuscite a sentire perché non si sono microfonate, grazie. Ma aspetta, Magari se lo aspetta. facciamo, in futuro è meglio, ecco, grazie. Io voglio dire che però in genere nel mondo dello spettacolo Sì. ci sono colleghi, non ci sono amici. E certo, perché è un po' difficile è comunque le un'altra gare cosa tipo oggi, l'amicizia. eccetera, Sì, arriverò certo, io, arriverà lei, certo. eccetera. Ci sono colleghi. Ho capito, È però vero, mai non ci Nilla? sono... Vedi, Vero, Nilla, vero. di la verità, Nilla, perché a un certo dico la punto... verità. Vedi che tu dicevi sempre amica, amica, amica. Anzi, sono stata molto contenta. E Quando poi uno una fa volta... successo,
Quando uno fa successo bisogna rallegrarsi con coloro che fanno successo. Questo sì, siamo Perché, d'accordo. insomma... Purché non lo facciano più di noi, questo è... No. Tu oggi mi hai messo in castigo. Non è vero. Io ti adoro, ma mi piace ucciderò. perché Nilla, dovete sapere che nella vita, proprio al di là a telecamere spente, a luci spente, eccetera, è un personaggio delizioso, nel senso che veramente lei arriva emozionata e dice, cioè non si rende conto, ve l'ho spiegato tante volte, di quello che ha rappresentato per la musica leggera italiana. Nilla Pizzi, e lo dico io perché sono stato testimone della gloria di Nilla Pizzi, ovviamente, adesso parlo di lei nel senso che proprio mi sono diretto a lei, ma da quando io ho cominciato a sentirla alla radio e ha cominciato a cantare, a diventare un nome, è stata talmente grande che non è nemmeno paragonabile al giorno d'oggi. Oggi ci sono grandissimi nomi, ci sono stati, non so, Mina è stato un nome mitico, grande. Lavanoni, tantissimi nomi, ma come la Pizzi nessuna, nel senso che era vero. Era un'epoca probabilmente diversa, eravamo meno bombardati da messaggi, eravamo meno bombardati da personaggi, eccetera, però si diceva addirittura, mi ricordo ancora la frase, ma chi ti credi di essere? La Pizzi, quando c'era qualcosa, eccetera. E esistevano le cartonille, cioè le cartonille non l'ho mai viste io, tranne che per lei. Parliamo dell'Italia, di un fenomeno meramente italiano. Devo dire che le cartonille, c'erano dei personaggi che ritagliavano le foto di Nilla, non c'era la televisione, quindi noi i personaggi li conoscevamo solo dai giornali, sentivamo la voce, magari li avessimo incontrati per la strada, mica li riconoscevamo, perché da dove potevamo vederli? Non c'era un posto dove vederli, se non sul giornale. Sai che, Corrado, tu sei giovane, però si ritagliavano le foto di... si ritagliavano le foto di Nilla e le mettevi su una cartolina e le spedivi a un altro coso. Questo le prendeva e a sua volta le rispediva. E c'era questa cosa che si chiamano cartonille, che andavano in giro. Era facile farlo perché mi chiamo Nilla. Allora, cartonilla. Sì, ma non era facile... Ma non era facile per gli altri. Ma non era facile... Carto Vilma, Carto Tonina. Ma no! Non era facile andare al Festival di Sanremo e vincere il primo, il secondo e il terzo premio nello stesso anno. Una volta. Voglio dire, questo la vince tutta. Allora, va bene. Poi è spuntata, è arrivata Tonina Torielli. Tonina Torielli è uscita alla grande, anche lei di colpo, all'improvviso, no? Ha fatto sognare tutti quanti, lavorava in una fabbrica di caramelle, mi ricordo, per cui è arrivato al concorso della RAI, eccetera, e immediatamente Nilla piange, ecco la rivale, eccetera, eccetera, vero. perché cantava... Io non ho mai pianto. I giornali uscivano con queste Piango cose. per cose importanti. Questo è vero. Per amore tu piangi, di la verità. Anche per amore. Ecco, lo sapevo. Acapulco ci ricorda tante cose, ma ne parleremo. Va bene, stiamo scherzando ovviamente, adesso andiamo avanti e se voi sapete cantare ci sono 2 milioni che vi aspettano. Sarà già domani e sul mare lontano sarà. Stringerai questa croce di oro che ti dono con tutto il mio cuore. Un lumino davanti all'altare, ogni giorno per te porterò, e pregando la croce di oro, il ritorno per te invocherò. Amore dolcissimo, amore, la stella che brilla lassù sarà messaggera d'amore e ogni notte con te parlerà. Mi dirà
attendo tremante, ma che Dio su te veglierà, finché avrai la mia croce di oro. Sarò certa che ti salverà. Fuoco verde che splendi laggiù, stupenda visione. Fuoco che risveglia ed accendi in me l'ardente passione. Fiamma che brucia nel cuore e dà la speranza. Risplendi, fuoco verde, risplendi, perché soltanto per te può vivere ancora l'amore. Fuoco verde risplendi, perché soltanto per te può vivere ancora l'amor, solo se ne va, è compagno del destin, un vagabondo che soltanto sa sognar, senza meta passa e va, si perderà, si salverà, è un bambino ma nel cuor ha tanto amor. Vita, ogni realtà è per te. Un monello sei e nulla più, con un bel sorriso e gli occhi blu,
cantando va per la città, tra la la, tra la la, tra la la, dammi la tua mano e vien con me, vagabonda sono come te, ce ne andremo al suon d'un organi, oh bevote mio né oggi né domani né mai al mondo ancor trovare potrà l'amore così vero, l'amor così sincero che nella vita ho dato a me. Né oggi né domani né mai dimenticare tu non saprai le gioie che hai provato nelle ore che hai vissuto accanto a me, con me. E quando nel silenzio della sera sentirai il cuore piangere, allora nella muta tua preghiera invocherai di ritrovarci né oggi né domani né mai potremo amar così. Non voglio vederti andar via, sentire una stolta bugia, ma lasciati dire soltanto in questo momento la grande